La situazione meteo verso un graduale miglioramento. Domani venti da nord contribuiranno al ripristino di condizioni meno perturbate. La pioggia si è concentrata su Genova e Savona, nel Levante tir fuori strada a Gattorna. Ripresi a Rapallo i lavori per la posa delle tubature del nuovo depuratore in zona Ronco. L'amministrazione ha deciso l'utilizzo delle aree esterne, sarà realizzato un campo di paddle. Ogni battezzato cooperi all'annuncio della parola di Dio, l'invito di Papa Francesco nella giornata missionaria mondiale. I credenti, ha detto, sono chiamati a portare ovunque la buona notizia. Fare catechismo non è un servizio ma una chiamata. La riflessione dei catechisti della Val Petronio riuniti con il vescovo per la visita pastorale, ribadito l'invito a curare la propria formazione personale. Tradizione, accoglienza, percorsi di studi individuali sono i punti forti della scuola cattolica, il cui ruolo non è sempre difeso dallo Stato. Questa sera diretta a TV, ospite in studio il vescovo di Chiavari. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque apriamo con la situazione meteo. Come sapete permane lo stato di allerta arancione fino alle 18 sul territorio della Liguria di Levante, l'allerta rossa fino alle 15 per quanto riguarda le zone di Genova e di Savona con relativo entroterra. Dunque una situazione che viene tenuta sotto costante controllo da parte delle istituzioni e di ARPAL. Prosegue il monitoraggio su tutto il territorio, anche se al momento si registra una tregua delle precipitazioni in provincia di Savona e della Spezia, ma permangono deboli piogge in provincia di Genova e di Imperia. Non si registrano al momento nuove particolari criticità dopo le difficoltà che ci sono state questa notte. C'è stata la caduta di un albero sulla provinciale 19 a Lumarzo, in questo caso però il transito veicolare è già stato ripristinato. Qualche piccolo smottamento a Vesima, Carpenara, sempre durante la notte, a Murialdo è stato interdetto il transito per gli abitanti residenti oltre il Guado sul torrente Bormida, sempre da stanotte. Torrente Bormida che è stato quello che questa notte ha tenuto maggiormente con il fiato sospeso perché ha superato il primo livello di guardia. Approfondiremo ulteriormente nel corso del telegiornale l'evoluzione della situazione meteo per le prossime ore, anche se è previsto un graduale miglioramento a partire dalla giornata di domani. Ci sono stati però disagi alla viabilità nel nostro territorio ed in particolare nel comune di Moconesi. Un tir con rimorchio è uscito di strada molto probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e delle foglie cadute in via San Giacomo, 200 metri dopo la chiesa di San Giacomo di Gattorna. Al momento la strada comunale Gattorna-Moconesi Alto resta chiusa. Per salire o scendere da Moconesi Alto occorre utilizzare la strada Ferrada-Lavaggi. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari e i volontari della sezione di Moconesi del Radio Club Levante. Il tir trasportava pellet ed era diretto verso un'azienda del posto. La motrice del mezzo pesante è uscita dalla carreggiata incastrandosi in una cunetta. Un primo tentativo di rimetterlo in strada è andato a vuoto, si attende ora l'arrivo da Genova di una gru idonea e attualmente però è impegnata in un intervento ad Arenzano, dunque ci vorrà ancora qualche tempo per riuscire a risolvere definitivamente questa situazione. Approfondiremo dunque ancora le tematiche relative al maltempo nel corso del nostro telegiornale. Ora andiamo a Rapallo, dove nonostante lo stop delle ultime ore dovuto appunto alle avverse condizioni meteo, hanno ripreso le operazioni per la posa delle tubature del nuovo depuratore. Gli operai nei giorni scorsi sono ritornati al lavoro nel letto del torrente Boate. Da oggi e per i prossimi 10 giorni sarà chiusa via Maggiocco per collegare il vecchio impianto con quello nuovo. Intanto l'amministrazione comunale ha deciso cosa verrà ospitato nelle aree esterne alla struttura del nuovo depuratore. Sarà realizzato un campo di paddle. Proprio in questi giorni è ripreso la posa del tubo di adduzione del depuratore a Ronco. In questi giorni verranno riaperti gli scavi in via Dante, quindi zona piazza 4 novembre, e proprio propedeuticamente a questo il mercato per i prossimi 3 giovedì/4 giovedì verrà spostato su via Gramsci proprio per permettere questi interventi. Dalla parte invece a levante della città verrà chiusa al traffico per una quindicina di giorni via Maggiocco proprio per permettere l'allaccio
allaccio finale del depuratore. Questi sono lavori che interessano le condutture, a che punto siamo invece con la struttura vera e propria del depuratore? La struttura, diciamo che dal punto di vista della sua staticità è completata e le vasche sono già pronte. Ora si sta cominciando a tutto quello che è l'arredo, chiamiamolo arredo esterno, comunque la finitura esterna del depuratore, compreso la risistemazione del tetto del depuratore. Si sta valutando anche per gli impianti che andranno a corredo della struttura? Assolutamente sì, lì è stata fatta una valutazione importante da parte dell'amministrazione, insieme al sindaco Bagnasco e al consigliere Vittorio Pellerano, sulla tipologia di intervento da porre in atto sul tetto del depuratore. Lì era in origine un'area esclusivamente a verde, ma la valutazione è stata del fatto di dargli una valenza sportiva, un po' anche in ottica della nostra visione sulla città di Rapallo. Quindi fra le valutazioni che sono state fatte, la pista di atletica, ma le dimensioni purtroppo non lo permettevano, perché anche quello è un punto che sarebbe da andare a metter mano dal punto di vista sportivo, o giochi di squadra che però non permettevano parcheggi così ampi e abbondanti. Quindi si è optato per uno sport che sta avendo grandissimo successo nelle zone limitrofe, che cioè il paddle, che è una sorta di tennis, misto tennis e squash, mi scuso magari con gli appassionati che non sia proprio la definizione corretta, però uno sport che sta avendo molto successo. Oltre ai due campi ci sarà una zona coperta dove ci saranno lo spogliatoio uomo-donna, ci sarà un ufficio e una zona comune, oltre una piccola area dove poter fare riunioni fino a un centinaio di persone. Ora parliamo di trasporti. I primi 2 mezzi a motorizzazione elettrica sono arrivati nel deposito della sede ATP di Carasco e alla fine del mese saranno attivi sulla linea che collega Sestri Levante a Chiavari. Si tratta di 2 autobus lunghi 12 metri per un'altezza pari a 3,40 metri con il sistema di alimentazione elettrico e di propulsione hybrid drive, progettato per rispondere ai bisogni di rendimento, di emissioni e di durata delle condizioni di trasporto. I test sugli autobus ibridi disponibili fino ad oggi confermano un risparmio nel consumo di diesel e quindi una riduzione fortissima delle emissioni. Il veicolo è anche a pianale ribassato per permettere di inclinare il lato destro del veicolo per consentire un accesso più comodo. La rampa disabili situata sulla porta centrale in prossimità della postazione carrozzina, mentre oltre alle normali dotazioni di estintori il veicolo è equipaggiato con un impianto fisso di estinzione a nebulizzazione d'acqua. Nella giornata missionaria mondiale il Papa ha presieduto la Santa Messa nella Basilica Vaticana. Il cristiano, ha spiegato Francesco nell'omelia, va con amore verso tutti, perché la missione non è un peso da subire ma un dono da offrire. Di qui l'invito ribadito alla preghiera dell'Angelus: i credenti sono chiamati a portare ovunque, con nuovo slancio, la buona notizia che in Gesù la misericordia vince il peccato, la speranza, la paura e la fraternità vince l'ostilità. La sintesi di Radio Vaticana. Monte, salire, tutti. Sono queste le 3 parole che Papa Francesco ha scelto di dedicare ai missionari di tutto il mondo nella Santa Messa in San Pietro per la loro 93esima giornata mondiale. Il monte è sempre stato il luogo dei grandi incontri tra Dio e l'uomo, dove si vede dall'alto l'insieme, dove il Signore ricorda che i fratelli e le sorelle non vanno selezionati ma abbracciati. Al monte ci si arriva solo salendo, alleggerendosi e rinunciando alle cose materiali che rimpiccioliscono il cuore, che deve slanciarsi oltre le dogane umane e raggiungere tutti, come Dio non si stanca di ripetere. In questo andare verso l'altro il missionario deve farsi discepolo e testimoniare agli altri l'amore che ha ricevuto. Questa è la missione: donare aria pura di alta quota a chi vive immerso nell'inquinamento del mondo. Portare in terra quella pace che ci riempie di gioia ogni volta che incontriamo Gesù sul monte, nella preghiera. Mostrare con la vita e persino a parole che Dio ama tutti e non si stanca mai di nessuno. All'Angelus Papa Francesco ricorda che l'odierna giornata missionaria mondiale è un'occasione propizia affinché ogni battezzato prenda più viva coscienza della necessità di cooperare all'annuncio della parola, all'annuncio del regno di Dio mediante un impegno rinnovato. In questo tempo che è così, i credenti sono chiamati a portare ovunque la buona notizia che Gesù, la misericordia, vince il peccato. La speranza vince la paura,
la fraternità vince l'ostilità. Cristo è la nostra pace e in Lui ogni divisione è superata. In Lui solo c'è la salvezza di ogni uomo e di ogni popolo. La visita pastorale che il Vescovo sta conducendo nei vari ambiti della nostra diocesi prevede sempre un momento di incontro con i catechisti, chiamati a dare concretezza all'annuncio del Vangelo alle famiglie e ai ragazzi. Per le parrocchie dell'ambito della Val Petronio l'incontro si è svolto a Castiglione Chiavarese. È stato un momento molto concreto di confronto e di affronto delle fatiche e delle gioie della chiamata ad essere catechista. Formarsi per formare, che significa meditare la parola, conoscere la verità che dà la vita e andare a fondo del progetto catechistico diocesano. È uno degli spunti di riflessione emerso nell'incontro fra i catechisti dell'ambito pastorale della Val Petronio ed il Vescovo. Un invito, quello a curare la propria formazione, che non è mai scontato e che emerge come esigenza prioritaria nell'annuncio. Per stare bene coi bambini ho bisogno innanzitutto di essere nutrita io, quindi questi incontri servono a me personalmente per essere nutrita, per riuscire poi a portare quello che sento qua e quello che riesco a prendere ai bambini stessi. È importante effettuare un percorso di formazione, ma in diversi ambiti, ecco, che preveda diverse tappe per poi essere sicuramente più per offrire più idee ai bambini. Nella preparazione confrontarsi un po' anche tra di noi catechisti, in particolare anche nei nostri gruppi, diciamo. E poi anche io penso sempre pregarci anche sopra. Saper adeguare la comunicazione alla crescita dei ragazzi è una delle sfide dei catechisti oggi, ma questo aspetto non può prescindere dalla coerenza fra l'annuncio e la vita. Senza coerenza non vai da nessuna parte, i bambini l'avvertono, hanno bisogno di leggere nei tuoi occhi quello che tu stai dicendo. La fatica maggiore è il coinvolgimento delle famiglie nella pastorale e soprattutto nella partecipazione all'Eucarestia. L'importanza, anzi fondamentale, è quello il coinvolgimento della famiglia, perché i ragazzi, i bambini chiaramente non frequentano la messa se chiaramente i genitori non li fanno andare. E quindi è fondamentale l'evangelizzazione degli adulti. Sentendo i genitori questo attaccamento questa partecipazione alla messa, anche i figli vengono regolarmente. La comunione che si sta realizzando nei vari ambiti della diocesi però è uno degli aspetti fondamentali ed è la risorsa essenziale anche nell'annuncio di ogni catechista. È una cosa bellissima che ci permette di confrontarci, di incontrarsi, di condividere le esperienze, oltre che le fatiche e le gioie che facciamo, e questo davvero ci aiuta ciascuno. Una cosa di questo incontro che ti è rimasta? La consapevolezza che siamo chiamati a seminare, che non è detto che i frutti li vedremo, non possiamo sapere se ci saranno o non ci saranno, perché questo poi è nelle mani del Signore. Tradizione, accoglienza, percorsi di studio che prendano in considerazione l'unicità del ragazzo sono i punti forti della scuola cattolica, il cui servizio non sempre viene riconosciuto dallo Stato. Affronteremo il tema questa sera nella nostra trasmissione direttamente su. Vediamone un'anticipazione. Il rapporto del Centro Studi Nazionale per la Scuola Cattolica scatta la fotografia annuale degli istituti paritari. Nell'anno 2018-19 erano 12.547, di cui il 63,4% di scuole cattoliche. Qui gli alunni complessivi sono 570.000, oltre 52.000 i docenti. Il settore, il cui servizio non sempre viene riconosciuto dallo Stato come dovrebbe, punta per resistere ad alcuni aspetti insostituibili, come la tradizione, il carisma originario, l'accoglienza di tutti i ragazzi, non soltanto chi è cristiano, come spesso si pensa, e lancia una sfida, l'evoluzione da una prospettiva pedagogica a una prospettiva didattica, rispettosa dello sviluppo integrale del ragazzo. Nella diocesi di Chiavari si sta facendo da tempo. Quella dei percorsi di studio individuali non è un'utopia, basta avere a cuore il bene dello studente. Ce ne parla Simonetta Presa del Maria Luigia di Chiavari. Perché ognuno ha le sue attitudini, i suoi punti di forza, le sue debolezze, i suoi tempi, no? Ma ognuno è fatto bene per come è fatto, non siamo sbagliati, no? Si tratta di essere educati semplicemente. Evidentemente è impossibile che ognuno ci abbia esattamente il suo percorso, più che altro è
ho dei ragazzini che hanno determinate difficoltà e io penso un percorso di compiti a casa, di strumenti che possono usare adatti a loro, no? Quindi anche dal punto di vista di arte. Però più che altro è come una posizione dell'adulto nei confronti del bambino, cioè il bambino che hai davanti non è un incidente, no? Ma il bambino con tutte le sue fragilità, con le sue debolezze, con la fatica che a volte fa fare, però è fatto bene, non so come dire, no? Dio l'ha voluto così e di lì è una ricchezza anche per l'adulto, quindi l'adulto cambia, si fa interrogare dal rapporto col bambino e entra in un rapporto personale. Allora torniamo a parlare della situazione meteo, lo facciamo collegandoci con il portavoce di ARPAL Andrea Lazzara, benvenuto. Buongiorno a tutti. Dunque l'ultimissima notizia è che è stata aggiornata l'allerta meteo per la Liguria, in che modo, quali sono i nuovi livelli massimi di allerta? Allora, per quello che riguarda il centro-ponente e i bacini padani di Levante, appunto le zone B, C ed E, l'arancione si va in arancione, dunque le zone B erano in rossa, passano in arancione dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 21 ottobre, poi in allerta gialla fino alle 8 di domani, martedì 22 ottobre. Per la zona più prettamente di Levante, la zona C, allerta gialla fino alle 8 sempre di domani, martedì 22 ottobre. Mentre il ponente, la zona A, va in verde. Va sottolineato come per le zone che erano interessate dall'allerta rossa cambi poco per quello che riguarda il singolo cittadino, perché il livello di attenzione, di potenziale rischio per il singolo cittadino legato all'allerta arancione è identico a quello dell'allerta rossa per quello rispetto alle valutazioni di ieri, le ultime uscite modellistiche hanno ridotto l'estensione del territorio interessato dalle precipitazioni più intense, ma non cambiano gli elementi che potrebbero iniziare questo tipo di eventi. Mi sentite? Sì, certo, prego. Ecco, quindi insomma questa è la situazione. Oggi, lunedì 21 ottobre, avremo ancora questo flusso umido dai quadranti meridionali con instabilità, precipitazioni moderate, accumulate anche fino ad elevate, che si concentreranno nuovamente sul centro della regione. Poi da domani, martedì, avremo la rotazione del flusso dai quadranti settentrionali e si tornerà a condizioni più stabili. Attenzione però, mercoledì 23 ottobre si avvicina una nuova depressione, aumenta l'instabilità nella seconda parte della giornata, ma torneremo a parlarne domani. Concentriamoci sulle prossime ore per adesso. Grazie allora ad Andrea Lazzara e buon lavoro, perché evidentemente il vostro lavoro continua anche nelle prossime ore. A presto. Grazie a voi. Continuiamo a parlare di scuola e lo facciamo raccontandovi degli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Morano di Caivano in provincia di Napoli che sono arrivati proprio da ieri sera nella nostra diocesi e che frequenteranno in questi giorni diverse attività al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno, una notizia che trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com. I ragazzi, come detto, sono arrivati ieri sera a Chiavari, trascorreranno una settimana nel nostro territorio condividendo con i loro coetanei del villaggio lezioni in aula e attività di conoscenza del comprensorio. Sono 6 gli studenti accompagnati da un docente che arrivano dalla Campania. L'Istituto Morano si trova a Caivano, nel quartiere di Parco Verde, una zona difficile a causa della presenza della malavita. Grazie all'arrivo qualche anno fa di una donna molto determinata, Eugenia Carfora, attuale dirigente, la scuola è diventata un luogo di riferimento per un investimento sull'educazione e la cultura dei giovani. Carfora ha visitato il villaggio lo scorso gennaio a margine di un incontro tenuto a Chiavari per gli insegnanti curato dall'ufficio scuola della diocesi. Da questa occasione è nato un interesse per condividere un tratto di strada nel segno della bellezza educativa. Dal 25 al 29 novembre alcuni studenti del villaggio insieme ai loro insegnanti saranno poi ospiti dell'Istituto di Caivano. Il progetto è curato dal villaggio e dal Morano con il supporto dell'ufficio scuola della nostra diocesi.
Lo scultore di Santa Margherita Ligure, Edoardo Ceccardi, ha realizzato un mezzo busto in terracotta del conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, scomparso un anno e mezzo fa. Molte delle opere dello scultore Ceccardi, tra cui una maternità sempre in terracotta, si possono ammirare, insieme a quelle di altri artisti, nella sala espositiva Maestri e Mestè del Civico Museo delle Tradizioni Marinare. L'artista, in questo caso, ha manifestato il desiderio di donare la sua opera alla sede RAI di Roma, l'azienda alla quale Frizzi ha legato la sua carriera professionale e che recentemente gli ha intitolato alcuni studi televisivi. Una festa d'autunno per trascorrere un pomeriggio in allegria e in compagnia è stata organizzata all'interno della residenza protetta Castel Donino a Favale di Malvaro per allietare gli anziani ospiti della casa e al tempo stesso per festeggiare un compleanno centenario. La giornata è stata allietata dallo spettacolo del mago Alexo, presidente dell'Associazione Culturale e Teatrale Un Salto nell'Arcobaleno. A spegnere le 100 candeline la signora Giuseppina Zerega, originaria di Cicagna, da molto tempo ospite della struttura di Favale. A festeggiarla i nipoti, il sindaco Ubaldo Crino, il sindaco facente funzioni di Cicagna, Sonia Gardella, che ha regalato alla nonnina una targa. Al termine, merenda a base di castagnaccio e l'immancabile torta di compleanno. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per tutti gli ultimi aggiornamenti. Corriere della Sera, manovra resa nei conti del governo, Di Maio al Premier, senza i 5 Stelle l'esecutivo non esiste, oggi vertice di maggioranza, Renzi lancia l'appello ai delusi di Forza Italia, venite con noi, ma Zingaretti dice viene meno l'interesse a proseguire con chi fa il furbo. Prevedo novità dopo l'Umbria, lo dice Salvini nella sua intervista al Corriere della Sera sulle elezioni umbre del fine settimana. E poi ancora così funziona la bestia social della Lega, appunto l'argomento del data room di Milena Gabbanelli. Purtroppo possiamo fare il bilancio ancora di un sabato sera tragico in Italia, in 2 incidenti in particolare, anzi in una morte ancora misteriosa, quella di Erika Lucchesi, 19enne, morire in discoteca a 19 anni, accaduto a Vinci in provincia di Firenze, e la foto, l'alcol poi lo schianto, invece incidente stradale per 2 ragazzi di 16 e 17 anni nel Palermitano. All'interno del Corriere della Sera però si parla anche dei disastri, dei vari disordini in Cile, il Cile va in fiamme mentre il presidente mangia una pizza, 3 morti, centinaia di feriti, incendi, barricate, arresti, ritirato l'aumento della metro ma la protesta continua. Coprifuoco non era in vigore dai tempi di Pinochet, resta in vigore lo stato di emergenza in 6 città, divieto di movimento la notte. Secolo XIX che apre con un altro disastro, quello del Genoa ieri che è stato sconfitto per 5-1 dal Parma, disastro a Parma, addio Andreazzoli, Carrera in pole position, mentre la Sampdoria riesce a pareggiare contro la Roma, Ranieri riparte lotta alla pari con la Roma, la risposta che volevo, dice il nuovo allenatore. E poi ancora abbiamo parlato di Cile, carri armati e libertà sospese, Allende a rischio la democrazia, Di Maio sfida Conte, governo a rischio, Zingaretti avverte basta sparate, e poi c'è la cittadinanza onoraria Pier Silvio Berlusconi, Portofino è il meglio, mi sento uno di voi, dice. Sempre dal Golfo del Tigullio ma anche dalla Liguria in generale, emergenza maltempo, scuole chiuse, si fermano i porti, allerta rossa da Genova a Savona, protezione civile mobilitata, la regione dice il pericolo è grave. E veniamo anche nel Levante, l'incubo sono i temporali e le forti piogge chiudono scuole e ambulatori in Riviera, allerta rossa nel Golfo Paradiso, arancione nel Tigullio, fino alle 15 oggi ARPA all'eliminare comportamenti a rischio, il picco previsto entro questa mattina, poi le criticità dovrebbe attenuarsi. Martedì era diverso, stavolta ci adeguiamo, chiusure delle scuole anche a Carasco, Levi e Cogorno, non terminano invece di appunto far preoccupare di loro e di alcuni fungaioli addirittura dispersi, 3 nonostante il maltempo, la nebbia non ferma i fungaioli, 3 dispersi in 24 ore, i casi a Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio e Barbagelata di Lorsica. E andiamo a Chiavari, lavori al Ponte della Maddalena, riapertura prevista a inizio 2020, si può transitare solamente da Lavagna a Chiavari ma non in direzione inversa, la protesta anche 20 minuti in più per raggiungere l'ospedale o il casello della 12.
Siamo allo sport, il calcio, quarta sconfitta in Serie D per la Lavagnese. Nell'8ª giornata di campionato i bianconeri sono stati fermati sul 2-0 in trasferta dal Fossano, a segno con una doppietta Sangare. I ragazzi di mister Nucera ora restano fermi a 6 punti al terzultimo posto insieme al Vado. Vi ricordo prima di chiudere anche l'appuntamento con la trasmissione direttamente su, abbiamo accennato nel corso del telegiornale, la trasmissione dedicata al mondo della scuola cattolica. Istituti cattolici, una scuola per tutti è il titolo della trasmissione che andrà in onda questa sera in diretta a partire dalle 21:10. Ospiti in studio il vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, e la rettrice dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari, Simonetta Presa. Collegata da Milano avremo Suor Anna Monia Alfieri delle Marcelline, docente ed esperta di politiche scolastiche, come detto all'inizio alle 21:10. Ma per tutti gli aggiornamenti ora andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Ancora senza esito e continuano le ricerche del fungaiolo disperso da ieri pomeriggio nei boschi di Fontanigorda. Siamo al confine tra la Valtrebbia e la Valdaveto, nei pressi del passo del Fregarolo. Si tratta di un uomo di 54 anni, disperso appunto da ieri sera, e si stanno muovendo anche squadre di soccorritori dal nostro Levante per cercare di ritrovare questa persona che, nonostante le difficili e avverse condizioni meteo, si è avventurato per i boschi alla ricerca dei funghi. Al momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie, maggiori aggiornamenti nel corso del telegiornale serale, in onda a partire dalle 19:15. Vi ricordo che trovate tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.